Ad Agrigento, a San Leone, la commemorazione del secondo anniversario del naufragio di 366 migranti a Lampedusa. Gli interventi alla videogiornale. Irene Milisenda. Il 3 ottobre 2013, a circa mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, si consumava una delle più grandi tragedie del mare. Un barcone carico di migranti, tra i quali molte donne e bambini, partiti dalle coste africane, naufragava nel canale di Sicilia, provocando 366 morti accertate e decine di dispersi. A poche miglia dall'isola siciliana il barcone prese fuoco, trascinando il mare e il suo carico di persone. Un immane dramma che mise l'Italia e l'Europa di fronte alla dolorosa verità della questione immigrazione. Per ricordare le vittime di quel tragico giorno, ad Agrigento, presso il porticciolo turistico cesco-tedesco, si è tenuta una manifestazione di commemorazione intitolata "Siamo tutti sulla stessa barca", che ha visto partecipi in prima linea il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e l'assessore alla coesione sociale e immigrazione, Gerlando Riolo. All'iniziativa hanno partecipato anche gli studenti delle scuole superiori e alcuni ragazzi extracomunitari che hanno raccontato le loro storie toccanti, forti, piene di emozioni, di speranza, storie che devono servire per far riflettere, devono servire a capire le loro difficoltà e soprattutto ad accoglierli nella nostra società. Poi una passeggiata della solidarietà e di preghiera lungo tutto il porticciolo e al termine della manifestazione, per salutare i migranti morti nel canale di Sicilia, sono state lanciate delle corone di fiori in mare. Ricordo di quel tristissimo evento che vide inghiottite quella quantità mostruosa di vittime nel mare Mediterraneo, però è l'occasione per ricordare quell'evento lì. Noi dimentichiamo solitamente molto facilmente perché siamo presi da una quantità di informazioni che quotidianamente ci arriva, e però è l'occasione per riflettere sulla quantità di gente che è stata inghiottita dal Mediterraneo in questa vicenda che non è più una vicenda emergenziale. Da 10 anni questi flussi inondano le nostre coste e non sono un fenomeno che riguarda solo la Sicilia, come dimostrano le genti che stanno spingendo sul confine ungherese, ci dimostrano come il tema sia un tema complesso e che riguarda il pianeta. Oggi è una giornata di ricordo e una giornata di speranza. Il Comune di Agrigento non poteva non intervenire per ricordare queste persone morte nel Mar Mediterraneo in grande quantità e in unica occasione. È stata una giornata allora di grande tristezza, di grande commozione per il mondo intero, e ricordo io perfettamente, per esserci stato, il momento in cui tutte queste bare sono arrivate a Porto Empedocle, che è stato veramente un momento di indescrivibile tristezza.